Siamo a Casa della Speranza con il dottor Renato Schembri perché ci informa di una nuova iniziativa, un nuovo supporto che la Casa della Speranza mette a disposizione delle famiglie che hanno figli, parenti con disabilità. Ecco, cosa si tratta, dottore? Le persone, le famiglie di persone con una disabilità intellettiva, soprattutto se disabilità intellettiva spesso grave o con disturbo legato all'area dell'autismo, vivono a loro volta una necessità di supporto, di sostegno, di aiuto. Casa della Speranza per molti anni, per circa un decennio, ha svolto un'attività di programmi a favore delle famiglie. Adesso lo sta mettendo a disposizione anche delle famiglie che non hanno i figli utenti e pazienti di Casa della Speranza. Sul supporto della Presidenza, il signor Gelo, su supporto e indicazione della direzione sanitaria, il dottore Giuseppe Virona, si sta avviando questo tipo di programma basato, utilizzerò dei paroloni, ma significano sostegno, indicazione, mindfulness e parent training a favore delle persone, delle famiglie con persone che hanno all'interno del loro nucleo una persona con disabilità intellettiva. Possono chiamare Casa della Speranza e iscriversi in queste prime settimane di febbraio. Il programma durerà tutto l'anno con un incontro a cadenza mensile. Dottore Virone, parliamo di questa iniziativa, è un'iniziativa importante, è la prima volta che si fa. Casa della Speranza apre anche alle famiglie per un sostegno psicologico. Ecco, la novità è proprio questa, cioè di portare all'esterno di Casa della Speranza un servizio che è più di un servizio, a dire la verità, è una vicinanza, è un prendersi cura delle famiglie che hanno figli, parenti con disabilità o con disturbi dello spettro autistico. Noi abbiamo messo in atto questo tipo di servizio per essere di sostegno, di supporto, per far soffrire di meno le famiglie che hanno parenti con disabilità, malattie dello spettro autistico. Quindi ha già parlato il dottore Renato Schembri di come si svolgerà l'attività di questo servizio e quindi noi siamo... Ecco, c'è una scadenza, la gente deve mettersi in contatto con voi. Le persone telefoneranno ad un numero che verrà indicato sulla locandina che le persone vedranno e si metteranno in contatto con Casa della Speranza e si concorderà la loro venuta per appunto essere supportati, essere sostenuti nel gestire i familiari con disabilità o con disturbo dello spettro autistico. Ecco, una domanda su Casa della Speranza e sul cosa voi fate qui a Casa della Speranza e quanto siete importanti per il territorio vicentino. Casa della Speranza è una struttura che ospita in regime di semiresidenzialità disabili e affetti da disturbo dello spettro autistico e pratica un'attività di riabilitazione. Noi di recente abbiamo ricordato i 50 anni dell'attività di Casa della Speranza e allora questo servizio che noi facciamo già all'interno di Casa della Speranza lo vogliamo portare all'esterno. Ecco, Casa della Speranza non è, diciamo, autoreferenziale, ma è una struttura che cerca di dare un supporto, un sostegno anche alle famiglie che non hanno figli, parenti, ospiti presso la nostra struttura.